Amiche e amici di Verde Nord-Est, eccoci giunti allo speciale dedicato a Cocofungo, 41esima edizione. Siamo al giro di boa di questo evento. Ci troviamo questa sera a Castelfranco, in provincia di Treviso, a casa di Luca e Mirko Barbesin. Il tema di questa edizione sono i sapori del Piave, che abbiamo già scoperto nei 3 speciali precedenti. Questa sera scopriremo che cosa fa il nostro chef Guizzo in tal senso, ma come sempre diamo spazio alle immagini. Ho raggiunto Mirko Barbesin, mi verrebbe da dire ce l'abbiamo fatta, nel senso che la serata è iniziata, ma finalmente abbiamo fatto l'aperitivo in giardino. Sì, quest'anno si è andata bene, il tempo è stato eccezionale, secondo me una bella temperatura, non sembra neanche ottobre, e finalmente ho visto svilupparsi un mio pensiero, una mia idea di sviluppare il giardino, e mi sembra che sia uscita una bella idea. Allora, a proposito di idee, i sapori del Piave sono i protagonisti di questa 41esima edizione, li conosciamo strada facendo. Voi come avete celebrato questa 41esima edizione? E oltre ai sapori a tavola, dove abbiamo portato il pesce, abbiamo portato un po' tutto il territorio che riguarda il Piave, ho cercato di creare l'atmosfera del Piave nel mio locale, quindi apportando le piante e apportando un po' tutto quella che è l'atmosfera dell'autunno e quella sensazione di calore che mi dà anche l'autunno del Piave. Secondo me ci sei riuscito, complimenti. Io spero proprio di sì. E dopo Mirko è il momento di Luca, una sequenza per raccontare tutto quello che stasera succede qui a Castelfranco Veneto. Com'è cambiato il pubblico, la clientela in questi anni? Dicevamo prima, 41 anni di questo evento, il mutamento qual è stato? Luca? Allora, il mutamento è stato in una selezione di piatti molto più curati, meno quantità ma più qualità, un'attenzione particolare al sapore, al gusto del piatto, un'attenzione particolare al mondo del vino. Beh, tu insomma sei esperto, tu sei passato dalla cucina alla sala, e prima di salutarti, a proposito, visto che hai già inoltrato l'argomento, che giro abbiamo fatto quest'anno? Beh, visto il tema di quest'anno, che abbiamo l'acqua e il Piave, abbiamo voluto stare in Triveneto e abbiamo toccato i nostri vini del Triveneto, dal Trentino al Collio, al nostro Prosecco. Immancabile come sempre. No, il Prosecco ci vuole perché è il nostro vino di punta. Grazie Luca. Incursione, come tradizione del resto, qui al ristorante da Barbesin con Fabrizio Guizzo, chef del ristorante. Ho chiesto se mi faceva vedere, ma soprattutto capire che cosa ha fatto per questa 41esima edizione. Vai Fabrizio. Allora, abbiamo fatto un luccio perca, che è un pesce molto nobile. Adesso, una volta era un pesce povero, però l'ho abbinato ai porcini e le foglie di aloro,
che si trova nel Piave, negli argini del Piave, insomma. Grazie Fabrizio. Prego, grazie a voi. Siamo arrivati alla conclusione di questo speciale Cocofungo da Barbesin. Ho bloccato Mirko pochi secondi, ti vedo provato ma contento. Sì, certo, vedo che i miei clienti sono tutti contenti, li vedo belli gioiosi e quindi è un bel segno per me. Questo è il premio migliore. Sono contento, È il sì, premio certo, migliore. certo. Senti, adesso ti riposi un po', giusto il tempo per... Ma qui è già tema Cocoradicchio. Hai già la data? Sì, venerdì 16 febbraio e abbiamo già una bella idea in testa, speriamo di poterla sviluppare. E noi lo racconteremo naturalmente. Ci fermiamo qui con questo speciale, però ci ritroviamo fra 7 giorni perché saremo a Castelbrando a raccontarvi tutto quello che succede lì per questa 41esima edizione di Cocofungo. Arrivederci.